Salve a tutti, oggi siamo a Udine con la professoressa Roberta Nunin, che è la consigliera di parità regionale e che si occupa di sorvegliare in modo particolare la parità di genere, tutto quello che ci ruota attorno, un argomento molto interessante per quanto riguarda le donne, ma tutte le persone, direi, e di questo parliamo oggi con lei, in particolare dei rapporti con le donne cooperatrici. Professoressa Nunin, quando e perché è nato il ruolo della consigliera di parità regionale? Si tratta di una figura istituzionale che è stata introdotta da una legge all'inizio degli anni 90 ed è stata introdotta con il compito di vigilare sull'applicazione delle normative in materia di pari opportunità sul lavoro tra uomini e donne, quindi la parità di genere. In questo quadro, dopo l'istituzione della figura regionale, accanto alla figura della consigliera nazionale di parità, che pure esiste, sono state istituite anche delle consigliere a livello provinciale. La nostra regione è stata una delle prime a istituire la rete delle 4 consigliere provinciali, oggi di area vasta. Quindi la consigliera, istituita con questo mandato, ha avuto da subito il compito a livello regionale di occuparsi non solo di attività di coordinamento delle attività sul territorio fatte dalle consigliere provinciali, ma anche appunto di questo lavoro di vigilanza che si fa con tantissime attività, perché si fanno attività di promozione della cultura delle pari opportunità sul lavoro, si vigila sull'attuazione di piani di azioni positive sia nel privato che nel pubblico, e si possono avere dei rapporti con gli ispettorati del lavoro, con gli altri organismi istituzionali sempre sui temi della parità di genere, si possono promuovere azioni giudiziarie contro le discriminazioni, in particolare laddove si tratti di discriminazioni collettive, ma non solo. E poi tra i poteri più importanti della consigliera c'è anche quello di elaborare rapporti che tutte le aziende con più di 100 dipendenti sono obbligate a presentarli ogni 2 anni, quindi le aziende regionali con più di 100 dipendenti ogni 2 anni mi devono presentare un rapporto sull'occupazione femminile al loro interno, da cui io posso ricavare dei dati anche molto interessanti su come va il lavoro delle donne nel nostro territorio. La sua carica e la sua autorità ha sede a Trieste e lei è in carica da 2 anni. Ci sono dei fatti significativi, importanti, di cui si è occupata in questo periodo di tempo? Sì, il mandato è quadriennale, quindi io sono proprio a metà di mandato, posso fare anche un primo bilancio. Al di là dei casi singoli, e ne ho visti diversi, sui quali ovviamente si mantiene la riservatezza più assoluta, devo dire che 2 tra i compiti più importanti, più interessanti, sono stati quelli da un lato di relazionarsi con i vari soggetti che sul territorio si occupano di questi temi. La consigliera di parità siede anche in tutta una serie di commissioni proprio per il suo ruolo istituzionale, dalla Commissione per il lavoro all'organismo che si occupa dell'applicazione della legge sul mobbing, quindi ci sono anche tanti luoghi, no, nei quali si siede per vigilare sull'applicazione delle norme pari opportunità. E poi forse il lavoro più impegnativo e anche più interessante è stata proprio l'elaborazione dei report biennali, perché io sono entrata in carica nel momento in cui c'era una scadenza biennale, quindi ho ricavato i dati di tutte queste imprese, sono un qualche centinaio di imprese, quindi non sono pochissime, e ho portato avanti l'elaborazione dei dati presentando poi un rapporto al pubblico che è stato presentato in un'iniziativa nella primavera di quest'anno e che peraltro è disponibile, tutti possono leggerlo, scaricarlo, questo volume sul sito della Regione. Professoressa Nunin, le molestie e il mobbing di cui abbiamo appena parlato nei confronti in particolare delle donne purtroppo in molti ambienti sono assai frequenti. Ve ne siete occupati? Mi pare di sì, ma con quali iniziative specifiche, quelle più importanti? Sì, questo è un tema sicuramente importante, perché spesso attraverso le molestie passano proprio le discriminazioni nei confronti delle lavoratrici nei luoghi di lavoro. Sappiamo qual è la diffusione del fenomeno, l'Istat ci dà delle stime che sono molto preoccupanti, parla di 1/3, anche più, di lavoratrici che nella loro vita lavorativa si devono in qualche modo, no, confrontare con fenomeni di questo tipo. A livello di consigliere di parità, in particolare le consigliere territoriali si sono dovute occupare in questi anni di diversi casi che hanno affrontato, hanno risolto, cercando di risolvere le situazioni a volte con attività di mediazione, a volte dando sostegno alle vittime, indicando alle vittime quelli che sono gli strumenti anche legislativi di tutela, quindi come funziona il sistema sanzionatorio, quali sono gli strumenti giudiziari. Quindi c'è stata un'attività molto importante, in particolare da parte della consigliera di Trieste. E poi c'è un lavoro educativo che si fa e anche un lavoro di promozione di buone pratiche per contrastare il fenomeno, ed è proprio sotto questo profilo che quest'anno è stata
portato avanti un'attività di supporto alla contrattazione collettiva, cioè sono stati conclusi 3 importanti accordi territoriali, i primi 2 a gennaio tra CGIL, CISL, UIL e i datori di lavoro e le maggiori associazioni datoriali dell'agricoltura e del mondo cooperativo, e di recente all'inizio di giugno un accordo analogo con la Confcommercio. Sono proprio accordi tra parti sociali, sottoscritti anche però dalla consigliera di parità, che si propongono di adottare delle iniziative di vario tipo, formativo, di sensibilizzazione, di informazione su questi fenomeni all'interno degli stessi luoghi di lavoro, per cercare di dare indicazioni e di incidere anche sulla costruzione di una cultura che eviti che queste vicende, che queste molestie si diffondano ulteriormente. Le donne cooperatrici, come anche detto, sono molto attive su questo tema. Avete avviato delle iniziative comuni di cui ci vuol parlare, o anche magari per il futuro? Certo, proprio sulla base dell'accordo del patto territoriale per la prevenzione delle molestie e delle violenze sul lavoro, di cui ho detto sottoscritto con le maggiori centrali cooperative, ci sono già stati degli incontri, perché l'obiettivo è proprio quello di rendere questi accordi operativi quanto prima, e quindi c'è stato un incontro anche con le dirigenti del settore cooperativo, un incontro di formazione iniziale loro su questi temi, perché è una materia anche molto delicata, con tanti profili normativi, quindi anche avere una conoscenza specifica per i non giuristi è un passaggio importante, e l'obiettivo adesso è quello di realizzare sui territori e all'interno quindi delle diverse realtà cooperative delle iniziative di formazione del management stesso, quindi a partire dai dirigenti, ma poi anche verso i lavoratori e verso i loro rappresentanti sindacali, perché molto spesso rispetto a questi fenomeni gli spazi si aprono per i molestatori, perché c'è ignoranza, c'è poca capacità anche a volte di distinguere quello che è lecito, quello che non lo è, perché dobbiamo pensare che quando noi ragioniamo di molestie immaginiamo subito le molestie sessuali di tipo fisico, cioè la violenza, l'aggressione fisica, ma molestie sessuali possono essere anche di tipo verbale, usare un linguaggio scorretto, aggressivo, con connotazione sessuale, offensivo per la persona a cui vengono rivolti questi epiteti, e anche a volte creare un ambiente che sia un ambiente molesto. Faccio un esempio: se vengono esposte delle immagini pornografiche in un ambiente di lavoro, una lavoratrice ma anche un lavoratore potrebbe sentirsi offeso, e questa è una molestia sessuale ambientale. Quindi ci sono tante iniziative che si possono fare, e io ho trovato una grande sensibilità all'interno del mondo cooperativo, e spero veramente che si possano portare avanti tutti questi progetti, valendoci del supporto adesso che c'è proprio nel patto territoriale che è stato firmato.